Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata dell'Analisi. Oggi parliamo di politica, di centrosinistra, di Partito Democratico, ma non solo, ed è un piacere avere ospite quest'oggi il sindaco di Bortigiadas, militante naturalmente del Partito Democratico e anche blogger, Emiliano Deiana. Benvenuto. Buonasera. Senta, partiamo dall'attualità. Primarie a luglio, congresso a settembre, e c'è già chi, come Michele Piras di Selo, oggi ha risposto perché non le primarie direttamente a Ferragosto con seggio unico al Poetto. Insomma, sembra che anche questa decisione qualche polemica se la sia portata appresso. Lei come la vede? Io ieri non ho potuto partecipare alla direzione del partito, quindi non ho approfondito bene l'iter che ha portato a questa decisione. Vista dall'esterno, vista da un semplice militante, mi sembra una decisione francamente assurda. Dopo mesi di freno a mano tirato, decidere in 448 di fare le primarie poi in una stagione piuttosto calda e piuttosto complicata anche da proporre all'elettorato mi sembra assolutamente una follia. Nel frattempo che succede? Si naviga a vista con un segretario che insomma, in questi giorni non è che stia facendo poi il segretario, anche perché è parlamentare, e con il candidato della coalizione avversa, come direbbe qualcuno, Ugo Capellacci, che imperversa un po' dappertutto. Infatti il punto è esattamente questo. Io credo che bisogna sempre seguire la logica nelle cose. So che probabilmente stiamo parlando più al nostro ombelico che al complesso dell'elettorato, però per sciogliere alcuni nodi che sono attualmente non sciolti, quindi molto intricati, occorrerebbe una fase congressuale che preceda le primarie per il Presidente della Giunta regionale, perché credo che la logica dovrebbe insegnare che prima si sceglie chi siamo, quindi la coalizione, cosa vogliamo fare e con chi lo vogliamo fare. Invece qua stiamo facendo esattamente il contrario. Stiamo presentando alla coalizione un nostro candidato, quasi imponendolo, forse perché poi non si capisce se sono primarie del PD o primarie di coalizione. E a me sembra francamente un'assurdità. A proposito del chi siamo, lei intende aprire l'alleanza a UDC e Partito Sardo d'Azione, entrambi insomma usciti, anzi forse l'UDC no, però i sardisti sì, dalla giunta di centrodestra. Che succede adesso a questa coalizione? Si allarga verso il centro? Allora, se questa coalizione si dovesse allargare verso il centro, credo che è prettamente un argomento congressuale, quindi che lo decida o l'assemblea regionale o la direzione regionale, credo che sono tra l'altro scadute in via di scadenza. Tenderei anche a ricordare che nel 2009 quelle assemblee sono state elette con il metodo del Porcellum, con liste bloccate, quindi c'era una filiera correntizia che ha portato alla formazione di quegli organismi che, a mio parere, con tutto il bene che posso volere ai miei compagni che sono lì dentro, credo che abbiano poca legittimità, a maggior ragione dopo il risultato elettorale del 25 febbraio. C'è intanto chi sfoglia la margherita, perché in ogni caso un candidato lo dovrete esprimere. Soru, non Soru, nella margherita. C'è Roberto De Rio che da mesi sta provando invano a dire al suo partito: guardate che io mi sono già candidato per le primarie. Poi c'è Francesca Barraccio che fa capolino ogni tanto. È tutta qui la rosa dei candidati o pensa che ci sia spazio per altro? Ma non credo che ci saranno anche altri nomi. Adesso non so se il grosso del partito vorrà puntare su Francesca Barraccio oppure addirittura sullo stesso Soru. Non è ben chiara ancora la situazione. Io credo che le primarie siano un fatto assolutamente normale, per il fatto che si svolgano, però ci deve essere la chiarezza che dicevo in premessa: chi siamo e dove vogliamo andare, soprattutto con chi vogliamo andare. Io sull'alleanza aperta all'UDC e al PISDAZ, che ancora fanno parte della maggioranza, ad esempio il PISDAZ è uscito dalla Giunta ma non è uscito dalle AS, dagli enti regionali. Io credo che non sia possibile oggi fare un'alleanza, a meno che in questi mesi non facciano una scelta di campo ben precisa, lasciando tutti gli incarichi che hanno attualmente nella maggioranza di centrodestra. Tenderei a sottolineare questo fatto: fanno parte della peggior maggioranza della storia dell'autonomia. La Giunta Cappellacci, in una situazione normale, non sarebbe neanche in discussione il fatto di chi dovesse vincere le elezioni. Invece, in una fase in cui il PD non è esattamente presentabile o appetibile anche all'elettorato, lascia il dubbio se c'è la possibilità di vincere o perdere contro una giunta, un presidente della regione che ha fatto solo disastri. Una domanda che è anche una riflessione riguarda Soru, che come sappiamo ha un piccolo problema giudiziario, è stato rinviato
a giudizio. Lui ha dichiarato che questa volta non aspetterà l'esito del processo per decidere se candidarsi o meno e dunque la tanto conclamata etica viene accantonata anche dal Partito Democratico. Sa che ve lo potrebbero rinfacciare quelli del PDL in campagna elettorale? Io credo che questo sia uno dei punti per cui la candidatura di Soru può essere inopportuna. Sul valore della persona non credo ci possano essere dubbi, soprattutto da parte mia. Io credo che quella componente del PD che dà grosso spazio anche all'etica pubblica, alla pulizia, non solo in ambito ambientale ma anche in ambito pubblico, debba attentamente valutare questa situazione. La riflessione che faccio poi anche sulle candidature, che sono di persone ottime, Roberto De Rio, la stessa Francesca, Soru, Ganau o anche altre personalità che sono nel PD, dovrebbero fare loro una riflessione se sono le persone giuste in questo momento a rappresentare il cambiamento. Io credo che il risultato del 25 febbraio rappresenti una cesura netta. Non credo che si possa andare nella direzione grillesca del tutti a casa, però credo che le persone abbiano chiesto a gran forza il cambiamento. Non lo so se questa può essere definita in termini automobilistici autorottamazione, però una riflessione, se fossi in loro, la farei. Che c'è nella base? Pensa che il tempo abbia lentamente smorzato la rabbia che ha accompagnato prima lo psicodramma sull'elezione del Capo dello Stato e poi l'alleanza con il PDL, o c'è ancora tensione? No, la tensione è assolutamente palpabile. Non so con chi parlino i nostri dirigenti, se parlano a persone che vivono in mezzo alla comunità, in mezzo alla società, ma nella base del PD la soluzione dell'alleanza con il PDL è stata vissuta in maniera pessima, in maniera non positiva, anche perché non è stata spiegata. All'inizio Bersani, non so se tutti ci ricordiamo, ha preferito il doppio binario, da una parte il governo e dall'altro le cariche istituzionali e le riforme. In realtà questo doppio binario si è rivelato un binario morto, perché non aveva nessun senso fare la trattativa con il Movimento 5 Stelle per il governo e fare la trattativa per il Presidente della Repubblica e altri incarichi col PDL, e questo ha determinato un cortocircuito i cui risultati li abbiamo visti. A proposito di questo, le volevo chiedere anche questo. I nodi di questa alleanza PD-PDL, l'alleanza anomala, sono venuti al pettine immediatamente, sono venuti al pettine con quello più grosso, quello sulla giustizia. Ora, che cosa pensa del fatto che, nonostante le accuse di Berlusconi, la manifestazione di Brescia con il vice premier e ministro Alfano, la ricostruzione del processo Ruby su Canale 5 fatta a immagine e somiglianza della difesa, gli attacchi reiterati alla magistratura, il PD oggi non abbia trovato niente di meglio da dire che il governo Letta tiene? Cioè non c'è un PD, sembra che il partito abbia un pochino perso la sua essenza politica a causa di questa alleanza. Io ho sentito una dichiarazione del Presidente del Consiglio Letta che diceva che i ministri dovrebbero evitare, quasi come se doveva partecipare alle polemiche tra partiti. Qua non si tratta di una polemica tra partiti, qua si tratta di un attacco di un corpo dello Stato, che è il potere esecutivo, nella persona del vice premier in questo caso, contro un altro organo dello Stato che è il potere giudiziario. Questo secondo me non è una polemica tra partiti, ma è un dramma istituzionale. Qualcuno in altri tempi l'avrebbe chiamato eversione. Eversione. Prego. E allora, se il PD non scioglie anche questo nodo, credo che quel governo faccia poca strada e non è spiegabile poi ma non all'elettorato classico del PD, perché anche questa cosa è uno dei temi da affrontare. Io credo che bisogna rispolverare la vera ragione sociale del PD, che non è rappresentata anche dall'ultima scelta di Epifani. Epifani è sicuramente una persona proba, una persona anche capace, però rappresenta il ceto sociale, il blocco sociale di riferimento, come lo chiamano i vetero-comunisti, che significa i pensionati, significa il pubblico impiego, e da lì il PD non parla più alla comunità nazionale. Io credo che il PD debba rispolverare l'alleanza tra produttori, quindi deve farsi interprete anche delle istanze della piccolissima impresa, dove il capo impresa è anche il primo degli operai, che è quello che apre la fabbrica la mattina e quello che lo chiude la sera. Se noi non riusciamo a parlare anche a questo segmento importante di società, il PD da questo punto di vista è morto, al di là poi delle alleanze o delle alchimie tattiche.
Comunque, di fatto l'Italia in queste condizioni rischia di perdere la sinistra e di ritrovarsi con una specie di supercentro di vago sapore democristiano, no, suddiviso in varie sigle, all'insegna di un aggettivo particolare, moderati. Quindi se ci sono i moderati da una parte significa che dall'altra ci sono gli esagitati. Chi sono gli esagitati? Tutti quelli che non sono nel PD e nel PDL? Ma secondo me gli esagitati sono esattamente chi ha rappresentato nelle istituzioni alle ultime elezioni la gran parte dell'elettorato, cioè Grillo e Berlusconi. La parte più esagitata è quella. Tornando invece alla serietà della sua domanda, talvolta anche nel Partito Democratico bollano le persone che si lamentano, che fanno un po' di polemica, che fanno notare se ci sono degli errori come quelli che sono i soliti polemici, che non va bene niente. Ho assistito a una scena, anche a dichiarazioni di importanti esponenti, dove accusano i blogger di aver, i commenti su Twitter o su Facebook, di aver condizionato la non elezione di Marini prima e poi di Prodi. Se questo è il potere della rete, io credo che non è un potere della rete, ma una debolezza delle istituzioni e delle persone che sono andate lì a rappresentare. Io credo che la dialettica tra eletto ed elettore o militante, credo che sia una delle cose fondamentali che possa aiutare la crescita di chi è eletto a rappresentare nelle istituzioni, ma anche di chi rappresenta anche altri interessi. A proposito di moderati, un europarlamentare di un partito italiano secessionista che sta in Parlamento ha proposto di vendere la Sardegna. Sembra che il Qatar sia interessato. Ma scherzi a parte, non è un po' assurdo che si etichetti come pericoloso il Movimento 5 Stelle, che sia invece tollerato un partito che è stato al governo e che ha nello suo statuto l'indipendenza della Padania, che fa della xenofobia una specie di bandiera, che organizza manifestazioni dopo l'episodio tragico del Ghanese a Milano, che indirizza battute becere a un ministro nero, insomma, com'è possibile? Questo è uno dei corticircuiti della politica di questi anni, dove gli esagitati appaiono moderati o vogliono apparire moderati, mentre chi invece è moderato anche nei termini e nelle esposizioni viene descritto come un rivoluzionario, eccetera. Io credo che col Movimento 5 Stelle il PD, il centro-sinistra, abbia fatto un errore strategico. All'inizio non l'ha capito proprio quello che stavamo muovendo nella società. Io in campagna elettorale provavo a dire: guardate che, nel mio piccolo chiaramente, non è che posso avere una visione nazionale dei problemi, però mi rendevo conto che c'era un sentimento di protesta e di rivolta contro questa classe politica che da qualche parte doveva sfociare. Chi girava nelle piazze, chi girava nei bar, chi girava nei posti di lavoro sentiva che questo clima esisteva. E invece il PD, il centro-sinistra, era completamente sordo a questo richiamo. E non si tratta di sposare i temi di Grillo, perché quei temi dovrebbero essere patrimonio comune. Cioè una politica morigerata non è un patrimonio di un movimento di esagitati, dovrebbe essere un patrimonio di tutti. Quindi, che un parlamentare guadagni troppo o un consigliere regionale guadagni troppo, dov'è il problema a dirlo? Il problema è a farle le cose, a fare un taglio su quelle partite, che è una cosa abbastanza semplice. Bisogna dire anche che non risolve i problemi della nazione, però fa sentire, è un segnale, certo. Fa sentire gli eletti molto più vicini ai cittadini. Ed è un argomento che può ridare un minimo di credibilità a una politica che talvolta non è stata proprio morigerata. In una frase, perché il tempo è scaduto, il PD si risolleva se? Il PD si risolleva se si riconnette con la società. Io provo a suggerire alcuni passaggi, se posso rubare alcuni secondi. Abbiamo pochissimi secondi. Il secondo è finito. Riconnettersi con la società utilizzando gli strumenti che ha, quindi anche gli amministratori locali che sono a contatto ogni giorno con la sofferenza e con la miseria, purtroppo. E sentendo magari la base. Molto la base. Grazie Emiliano Deiana per aver partecipato all'analisi. Grazie a voi. Noi ci fermiamo domani e ci risentiamo dopodomani con una nuova puntata. Buona serata a tutti.